I problemi di campionato incombono e i giocatori del Matera hanno ripreso gli allenamenti dopo alcuni giorni di astensione. A Capitan Tanzi chiediamo un po' qual è l'umore dei giocatori dopo questo episodio che si è verificato in questi ultimi giorni e un pronostico su quella che sarà la prossima gara. Beh, l'umore non è che sia proprio perfetto. Ci sta la crisi societaria, un po' questa avvertenza che noi abbiamo fatto in questi giorni, ma non voleva essere come una minaccia per qualcuno, non voleva coinvolgere nessuno. Noi abbiamo fatto 2 giorni di protesta perché c'è stata una lassità dalla parte della società verso i nostri confronti. Dopo l'uscita di Palmieri dalla società non sapevamo a chi rivolgersi per fare da tramite nei nostri rimborso spese e via dicendo. Quindi noi ci siamo astenuti a questi 2 allenamenti per far sapere alla gente del malumore dei giocatori. Poi ieri c'è stato un incontro con il presidente, non dico che ci ha dato delle garanzie, però ci ha dato una data per sapere il futuro della società del Matera. A noi ci è stato bene, ci siamo ripresi gli allenamenti. Bene, il futuro della squadra si chiama già Benevento, domenica abbiamo una nuova gara di campionato, una gara interna, come vedi questo prossimo impegno? Beh, lo vedo difficile perché Benevento è sempre stata una grossa tradizione nel calcio, sia a livello di C che anche di B, quindi verrà qua a Matera per fare bella figura come tutte le squadre quando vengono nel nostro campo danno qualcosa in più e mettono qualcosa in più in campo, quindi noi siamo coscienti e consapevoli della partita di domenica, siamo convinti che domenica faremo una grossa partita sia per noi che per il pubblico. Dopo aver ascoltato i commenti e i pronostici dei giocatori, del rappresentante dei giocatori, Capitan Tanzi, sentiamo adesso cosa c'ha da dire Angelino per quel che riguarda la situazione societaria. Niente, ieri c'è stato un incontro col Presidente dove io non ho partecipato ed è stato promesso ai giocatori che nel giro di pochi giorni sarà riunito il Consiglio dove si deciderà, si piglierà una decisione se la crisi societaria continuerà oppure le cose si aggiusteranno in maniera tale da dare tranquillità ai giocatori. Quindi tu pensi che la situazione va evolvendo a migliorare, insomma, cercheremo di migliorare questa situazione che potrà consentire anche ai ragazzi di affrontare i prossimi impegni con più tranquillità? No, io non ho detto questo, dico il Presidente so che ha riunito il Consiglio e da questo Consiglio uscirà fuori se la crisi continuerà oppure le cose si aggiusteranno. Se non fanno questa riunione, ripeto, la situazione è quella che è da 2 mesi a questa parte. Quindi abbiamo ancora problemi societari, da quel che mi pare capire, ma per quanto riguarda i prossimi impegni, il pubblico probabilmente vorrà sapere se ci sarà da parte dei giocatori quell'impegno tale che consentirà di ottenere dei buoni risultati. Ma i giocatori hanno dimostrato fino ad ora di essere dei professionisti, dunque non vedo per quale motivo nel proseguo del campionato non si impegneranno come hanno fatto fino ad oggi. Ripeto, loro hanno ragione perché è 2 mesi che i ragazzi non pigliano soldi ed era giusto che si protestava a questa maniera qua. Però ecco, nulla toglie che la società sta provvedendo, sta vedendo se si riesce a risolvere questa crisi, oppure le cose andranno come Dio comanda.